consapevole della mia responsabilità morale e giuridica, che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Senta, consente a essere ripreso con le telecamere o no? Uguale. Non gliene importa. Allora possiamo procedere come sempre. Prego, signor Pubblico Ministero. Signor Nesi, lei un giorno si è presentato spontaneamente in procura. Ricorda perché, cosa aveva da dire? Lo vuole dire anche alla Corte stamani? Dunque, quando venne fuori che Pacciani era inquisito di essere a conoscenza di questi delitti, dico inquisito, in un primo momento scartai a priori, io personalmente, l'idea che Pacciani potesse essere l'autore di questi fatti. Poi, perché lo conosce, scusi? Pacciani? Sì. Sì. Ecco, beh, vada avanti. Pietro. Vada avanti, non si preoccupi, signor Nesi. Lei scartò, poi come mai si presentò in procura? Cosa doveva dire? Dopo, pensando con mente ferma, con mente lucida e chiara in diversi giorni, mi ricordavo di diversi episodi di Pacciani. Ce li vuole raccontare come li raccontò al PM quel giorno? Mi ricordo dunque, io voglio specificare bene, cioè io conoscevo Pacciani in quanto che Pacciani all'epoca aveva le bambine dalle monache in Croce di Via a Talente, veniva a posteggiare la macchina dove io avevo la ditta prima. Che ditta aveva, signor Nesi? Una ditta di maglieria. Beh. Che ho tuttora. E Pacciani, ora non mi ricordo proprio specificamente, se mi fu un po' fatto conoscere da Vanni. Chi è Vanni, signor Nesi? Vanni Mario. La Corte non lo sa, ce lo dica lei. Lo disse al PM quel giorno, lo ridica oggi, non si preoccupi. Vanni Mario era signor Pacciani sta a sentire, è una pubblica udienza. Cioè, ripensando, riallacciandomi al discorso precedente, ripensando a queste cose, dalla prima opinione che io avevo di Pacciani, perché nell'epoca in cui si conosceva Pacciani, io conobbi Pacciani forse negli anni 68-69, lo conobbi perché anche andavo per mio lavoro a Montefiridolfi e lui aveva la casa. Vada tranquillo. Io guarda, non voglio... Lei guardi, si volti verso la Corte, non guardi il Pacciani, si giri proprio completamente, volga le spalle, se no qui, capito? Lei deve parlare solo con noi, non lo guardi nemmeno. Siccome per me è una cosa imbarazzante... No, imbarazzante, lasci fare, la verità, se è verità o non è mai imbarazzante. Poi lei riferisce circostanze di fatto, mi pare, no? Che ha già riferito, signor Nesi, quindi non deve avere alcuna preoccupazione. Ridica quello che ha già detto. Quello che ha detto, avete i verbali che vi ho sì, detto, ha ragione, però il nostro... Però noi che siamo... Ora se Pacciani e dice che me non mi conosce, allora passare... No, guardi, non stia controbattere col... Continui il suo discorso. Lei andava a Montefiridolfi nel 68? Andava a Montefiridolfi quasi tutti i giorni. Pacciani aveva le bambine dalle monache in Croce di Via. Io conoscevo Pacciani come una persona per bene, una persona dedita alla famiglia, alle bambine. Tante volte l'ho incontrato la domenica pomeriggio perché lui gli andava a prendere le bambine dalle monache in Croce di Via la domenica pomeriggio, in cui mi diceva: io vado a prendere queste bambine poverine, le son sole, e mi sembra in qualche occasione gli abbia dato così delle maglie a cui lui contraccambiava passando io per andare a Montefiridolfi o con due pomodori, mi fermavo perché era una persona che ritenevo onesta, simpatica, un po' stravagante, ecco, il discorso stravagante, un po' stravagante perché magari gli andava, non so, per le osterie col Vanni o che, ma dopo un buon uomo. Il Paolo Pacciani è venuto dopo, quando si seppe
della violenza sulle figlie, ma io già allora Pacciani non lo vedevo più. Ecco, dico così. Pacciani in una di queste occasioni, che io passavo per andare a Montefilidolfi, in occasione saranno stati dunque gli anni 70, credo, anni 69-70. In un'occasione mi disse che lui, parlando di caccia, io sono un cacciatore, parlando di caccia, mi disse che lui tirava, dicendo guarda, ma caccia non si ammazza più nulla, non è importante, mi disse che lui tirava i fagiani con una pistola. Al che io dissi, io Bruto non sono Pacciani. Stia zitto, Presidente, se la mi fa sta zitto il signore, bene, se no Pacciani, stia zitto e non commenti. Lei comunque guardi non. Al cui io dissi, o come si fa a ammazzare un fagiano con una pistola? Ecco, mi scusi Presidente. Scusi. No. Ora mi lascia finire. L'articolo 62 che dice? Sta raccontando quello che ha già raccontato. No, ma cosa ha raccontato? Cosa gli ha detto l'imputato? Bene. No. Io lo stavo dicendo. Vada avanti. Lei dice il racconto che ha avuto. Se no il test è già in difficoltà se noi lo fermiamo in continuazione. Presidente, scusi. No, da guardi avvocato, io mi rizzo e via, mi frego di tutti. Lei prima di rizzarsi parla col Presidente. Forza. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento. Allora, Nel corso del procedimento, avvocato, e qui non eravamo nel corso del procedimento. Forza. Perbacco. Perché si deve deve interrompere un test già? Un commento, per favore. Si è chiarito come io conoscevo Pacciani, si è chiarito queste cose. Pacciani in realtà, in verità, da persona onesta e seria, mi disse queste cose. Io rimasi. Allora, ci racconti che ammazzava i fagiani con i fagiani con una pistola. E come faceva? E come faceva? Gli andava su un albero e lui, quando era il tramonto, non di notte come è stato detto, quando era il tramonto, lui gli ammazzava con la pistola. Ora, se ne abbia ammazzati uno, se ne abbia ammazzati 10 o 5 o 7, io non lo so. Dato di fatto. Al tramonto, lei. Al tramonto, non di notte. Se è una bugia di Pacciani o è la verità, questo non lo so. Ripensando. Scusi, prima disse qualcosa anche su, dopo che li colpiva, cosa succedeva? Perché Cascavano giù come sassi. Le disse questo. E lei? Ma io... Stette a sentire. È una cosa normale, non normale. A Pacciani si spara con il fucile, con una pistola, cioè il discorso avvenne che parlando di caccia, Pacciani e io dicendo ma a caccia sarebbe meglio smettere di andare, io fo per riepilogarle un po' la cosa perché voi possa capire. Mi disse, io dice a Pacciani gli tiro la pistola. Gli tiro con la pistola. Nel 69, 70 la o pistola 70. All'imbrunire sugli alberi. Sugli alberi. Scusi, signor Nesi, lei in realtà al PM ha riferito che le fu detto di notte, c'è qua il verbale, io glielo faccio. Come? Lei al PM si è presentato spontaneamente e ha detto queste cose, però non disse al tramonto, disse di notte, qua il verbale, io chiedo, faccio presente che si è presentato spontaneamente. Qua il verbale è suo, lei ha detto di notte, noi non la conoscevamo, è venuto lei, per noi scrivere di notte o al tramonto era uguale. Qua c'è scritto di notte, l'ha detto lei. Detto tramonto. Bene, ci siamo capiti male, chiedo che venga allegato. Oggi dice al Perfetto, io glielo volevo ricordare. Senta una cosa, pistola non ne ha vista ovviamente. No. Ecco. Lei ha detto, ho conosciuto il Pacciani forse tramite un altro signore? Sì, forse Mario Vanni. Ecco. Lei poi ha raccontato qualcosa di più di questi signori? Cosa Mario facevano? Vanni, mentre Pacciani era detenuto per violenza alle figlie, venne da me un pomeriggio e mi disse che doveva andare dalla moglie di Pietro a Mercatale, perché Pietro gli aveva scritto una lettera dal carcere in cui c'era delle cose bruttissime. E io dissi, Mario, ho da fare
portami in tutti i modi perché io devo andare dalla moglie di Pietro perché va. Questo glielo disse Mario Vanni. Questo me lo mi disse devi Mario portarla. E lei lo accompagnò? E io lo accompagnavo. Come mai questa grande fretta? Non si mise il dubbio, dice, ma come mai non chiese? Non lo so perché all'epoca Pietro Pacciani non era mica, cioè era in carcere per la violenza alle figlie, ma c'era una lettera, gli aveva scritta a Vanni, Vanni mi chiese... Ma come mai venne, mi perdoni, come mai venne da lei? Perché non andò da solo? Perché forse quella sera, mi ricordo bene, pioveva e Vanni mandava solo la Vespa e io lo portai io a Mercatale, cioè Vanni... Ma la sua curiosità non si spinse in auto? In auto? Sì. No. Andò, io lo lasciai a Mercatale, non so cosa c'era scritto nella lettera. Però cosa le disse il Vanni? Perché questa urgenza? C'era dei fatti gravi che doveva parlare con la moglie di Pacciani. E di questi fatti gravi di che cosa si trattasse? Che tipo di fatti? Li ricorda ora? No, assolutamente. Chiaramente chiedetela a Vanni. Se già Certo, la lettera, lo chiederemo quando lei lo accompagnò e poi lo aspettò quando uscì? No, io l'accompagnai e venni via. O come, non pioveva e lo lascia lì lei? Gli avrà preso l'autobus. Io, dottor Canessa, l'accompagnai io e venni via. Mi limito a cercare di capire. E lei non era nemmeno curioso di sapere cosa... No. Non me ne importava nulla. Non gliene importava nulla. Senta una cosa, e invece di questa conoscenza fra Vanni e Pacciani, lei ha riferito qualcosa anche un po' più dettagliata, cosa facevano, dove andavano? Vanni e Pacciani erano due amici veramente amici. So che si frequentavano, andavano insieme. Lei ha detto dove andavano, signor Nesi, glielo ricordo. Senta, lo dica liberamente, l'ha detto. Io credo fossero andati diverse volte a giocare a carte a Valigondoli, alla cantinetta, a bere un bicchiere di vino di qua o di là. Molte volte saranno andate insieme da prostitute. Lei ha indicato anche dove, perché qualche volta ci ha accompagnato qualcuno lei. Sì, perché Vanni io l'accompagnavo da una prostituta che, ora io non so da via, io siccome venivo a Firenze molto spesso per lavoro, accompagnavo, a volte Vanni me lo chiedeva, l'accompagnavo da questa prostituta. Accompagnava dopo ci Vanni, andava lei... anche Pacciani, questo non lo so. L'ha detto lei, quindi gliel'avrà detto il Vanni, non lo so. Sarà Ora poi chiedo di leggere il verbale perché l'ha detto lei. Lo domandi a Pacciani se gli andavano da quella prostituta. Lei ha riferito che Vanni le ha detto così. Senta una cosa, lei ha riferito a lungo di sua spontanea volontà, ripeto, e questo è importante perché nessuno aveva cercato il signor Nesi, quali erano i rapporti Vanni-Pacciani, cioè uno... Sembra da come l'ha raccontato lei e poi emerge da tanti altri fatti che fosse succube dell'altro, in che termini, come l'ha lei recepito questo fatto? L'ha già raccontato, le ripeto. Sì, per me erano due amici. Sì, lei però non ha detto questo, ora glielo leggo, così facciamo prima perché signor Nesi non so se lei sta dimenticando oppure ha dei motivi che poi ha elencato anche nel verbale, il motivo per il quale lei... La data del verbale? Prego? La data del verbale? Sì, verbali sono esattamente due, 8 novembre 91 e 13 marzo 93. Sono questi due verbali che io poi chiedo di produrre, però leggo per fare ricordare al signor Nesi magari qualcosa che ora gli sfugge. Lei ci ha detto, dice, circa i rapporti tra Vanni e Pacciani, in sintesi posso dire che Pietro Pacciani aveva un grande ascendente sul Vanni. Esatto. Quest'ultimo lo rispettava, lo chiamava Petrone e mi raccontava spesso le gesta di Pietro, nel senso che a volte capitava che facesse a botte con qualcuno. Esatto. Ecco. E poi ha parlato delle scorribande, dice lei, sì, prima di esatto. leggerlo, che facevano insieme, esatto. tutte cose che le hanno raccontato, sembra esatto. Sì, ecco, io chiedo queste scorribande di cui lei ha parlato, ricorda ora, prima che glielo leggo io, dove le facevano? Mi ricordo che una volta, Vanni mi raccontò
non vedo quanto possa essere utile a... Lasci fare, lei dica quello che ci ha già detto. Una volta mi raccontò che erano andati o a Scarperia o a Vicchio. Ecco, se è importante lo lasci giudicare a me. Lei ce o lo a dica. Scarperia o a Vicchio, in cui dopo aver bevuto a regola diversi bicchieri di vino, piovendo, gli scoperchiarono da 500. Chi gli scoperchiò? Con la 500 di Pacciani. Scoperchiarono. Aprirono... Ora mettete a verbale, denunziate. Ma è strano, lei, Pacciani, lei quando parlo io non mi sente, eppure parlo più forte. Quando parla il testo strano. ci sente benissimo. Lo volevo sottolineare io fra un po', mi ha preceduto. È già un po' che noto questa cosa. Lei c'ha un udito No, c'è il microfono a per due tutti. livelli? C'è il microfono per tutti. Prosegue. Se parlo piano posso parlare più forte. No. Allora gli scoperchiarono la macchina e dopo persero l'automobile, si fermarono, non so, però sono sicuro che erano andati o a Scarperia o a Vicchio. Per cui dopo pioveva e Mario Vanni mi disse che gli aprirono la macchina, che ci s'ammollò tutti e si perse l'automobile. E tornarono a cercarla il giorno dopo, io non so dove. A Vicchio o a San Piero? A Vicchio, ha detto, a Scarperia, tornavano a cercare la macchina. Questo sono sicuro. E non le chiese La come erano macchina la persero in una zona verso San Donato, non San Donato in Poggio, cioè San Donato. Cosa intende? Si capisce, ma la persero, che vuol dire? Non lo so, perché Vanni mi raccontò questo. Vanni mi parla che erano andati in quei luoghi e era successo questo alla macchina, e questo è il concetto. Senta una cosa, lei ha detto anche che facevano qualcosa la notte, si ricorda? Cosa ha detto? Almeno il racconto che ha fatto, se no glielo leggo io. La notte Vanni forse un po' meno, ma insieme un po' giravano la notte. Questo... Un po' giravano, cosa vuol dire? Capisce quanto è importante per noi? Il signor Pacciani ha detto finora che lui la notte dormiva perché lavorava tutto il giorno. Ora lei si è spontaneamente recato in procura a dire questi fatti, quindi si rende un attimo conto che è importante. Allora questo giravano la notte, insomma, ci deve un po' far capire cosa vuol dire, cosa intendeva dire, perché lei come l'ha saputo, come giravano. Dottor Canessa, come lo ricorda lei? Cosa faceva la notte io non lo so, che la notte chiaramente, non dico tutti i giorni, non so quando, ma che la notte un po' insieme ci stavano, non insieme in senso affettuoso, insieme, questo ne sono sicuro. Quello che ne dico è sicuro io, perché gliel'ha detto il Vanni, e lei crede al Vanni o perché li ha visti lei, signor Nesi? No, io non li ho visti. Ecco, ma lei ha aggiunto, si trovavano spesso nei boschi la notte. Cosa voleva dire? Perché nei boschi? L'ha detto lei in data, lo leggo. Come mai lei ha aggiunto nei boschi? Pacciani, io non mi posso far da discepolo. Lei si rivolga a me, a noi, si rivolga alla Corte, si volti, guardi. Romano, per piacere, giriamo completamente questo signore verso di noi. Presidente, ricordo a me stesso che c'è una norma che se l'imputato interrompe deve essere fatta allontanare. Io diffiderei l'imputato a non parlare, altrimenti chiedo che sia applicata. Pacciani ha capito il discorso? Mi sente ora? Quindi se lei continua a infastidire, dopo esce, va bene? E lei si rivolga a noi, parli, non abbia paura. Ormai sono qui. Forza. Questo perché lei dice nei boschi la notte? Lei ci ha già detto, ora ci ha chiarito che uscivano insieme la notte, ci ha anche detto di questo ne sono sicuro. Ora andavano fuori nei boschi la notte e signor Nesi manca un passo solo per capire cosa facevano. Ce lo vuole spiegare anche a noi? Abbia pazienza, dottor Dica le Canessa. cose chiare, non siamo mica in chiesa. Io che faceva nei boschi la notte io non lo so. Bene, perché lei non c'era, però se è non venuto lei spontaneamente a riferirci Sì, questo dato, appunto. Evidentemente le è sembrato importante, poi le leggerò perché. Mi è sembrato importante, gliel'ho detta a lei come persona a cui mi rivalgo all'introduzione che vi ho fatto. Ma lei è stato un cittadino veramente al massimo della collaborazione e noi gliela riconosciamo anche oggi. Vanni e Pacciani
non so se giravano su 365 giorni 100, 5 o 30, però che la notte andavano a giro insieme. Questo dopo domandatelo quando non ci sono io a Pacciani e a Vanni. No, dunque, Sionnesi, lei ha anche detto del Pacciani ho paura. Sì. Come sì. mai? Lei ha detto queste Guardi, cose ve lo dico, Canessa, vengo, ma del Pacciani ho paura. non so cosa pubblicano i giornali, No, legga un articolo in una relazione di Pacciani in cui è un articolo su una nazione, non mi ricordo, di un paio di mesi fa. Pacciani ha dichiarato, se è vero quello che ha scritto il giornalista, che a Vigna ci pensi Dio e a chi mi testimonia contro ci penso io. Ecco, ma lei come mai, se ci pensa lui, ne ha paura? Non l'abbiamo letto nessuno, che ce lo dice. No, guardi, allora lo domandi ai giornalisti della Nazione, perché era sulla Nazione. Lei disse che aveva paura, lo ha detto il 13 marzo del 93, sì. Non 2 mesi fa quando c'è stato l'articolo dopo mi è stato confermato. Come mai aveva paura allora? Perché aveva paura? Avevo paura perché io è una cosa che, cioè, qui bisogna fare un altro discorso, che quando io andai spontaneamente dal dottor Canessa, dopo averci pensato, dopo aver avuto proprio essermi spremuto il cervello sulle cose, come ho detto prima, quando lessi che Pacciani, e lo ripeto, inquisito il mostro, dissi, questi sono pazzi. Dopo, analizzando le cose, perché dopo nelle cose il signor giudice la sa che ci si ripensa, no? Ci si pensa e ho rimesso insieme, ma non per fantascienza, per realtà, queste cose, e mi trovai in un contrasto, dirle o non le dire. Parlai con l'avvocato Seghi. L'avvocato Seghi mi disse, va, sai, se tu vai in procura e tu pensi che di dire delle cose, e so queste cose, no, dirle mi dispiace, non le dire mi dispiace. E mi sembra che il dottor Canessa, primi discorsi che si fece, mi garantì che io non avrei avuto nessun più disturbo. Io ho detto... No, io le dissi il verbale, l'ha sottoscritto lei, sì, le sì, dissi nel caso in cui dovrà testimoniare, questo, come abbiamo fatto oggi, le è stato chiesto se voleva Canessa, essere lei ripreso. forse non se lo ricorda, ma a me mi garantì questo. Dopodiché c'è stato un altro interrogatorio da parte del dottor Vigna e del dottor Canessa, a cui ho ridetto le cose che sapevo. Questa è la verità. Quindi scusi se mi inserisco, quindi la sua paura derivava dal fatto che, ripensandoci meglio, Eccoci. Capito? Siccome potenzialmente il Pacciani poteva essere l'autore di quegli omicidi, a quel punto poteva essere uno pericoloso anche per lei. È chiaro, darebbe avuto paura anche lei. Bene, era questa la domanda. L'ultima, Sionnesi, lei è stato chiarissimo, io personalmente apprezzo veramente il suo comportamento, perché... Mai se fatto... No, è giusto, bisogna dargliene atto. Lei disse anche, mi presentai spontaneamente perché in quel periodo avevo letto sui giornali che il Pacciani diceva di non avere armi. Di non avere armi? E allora dice, io che lo sapevo... Punto Pacciani spieghi. Se l'armi, a me che mi ha detto gli ammazzava i fagiani o la pistola, me l'ha detto. La base era questa, che Pacciani sui giornali si leggeva chiaro che non aveva mai preso in mano una pistola né mai posseduto una pistola. Ecco, il punto chiave è questo. E allora lei a Pacciani se gli ha mai avuto una pistola o non ha mai avuto una pistola. Con cui sparava ai fagiani. Bene, non ho altre domande, grazie. Posso andare? Avvocati di parte civile? Avvocato Bevasco. Sì, certo. Senta, lei lavorava nell'azienda del Marchese, non so, Conte, No. Principe? No. Io sono stato 16 anni dipendente alle officine grafiche Stianti. Non era dipendente come salariato del Marchese Rosselli? Nella maniera più assoluta. Nesi Osvaldo. so Come si chiama lei? Osvaldo? Ah, Lorenzo.
Ah, allora scusi, ho sbagliato. Però rimedio. Senta, signor Lorenzo Nesi, è vero o non è vero che lei l'ultimo verbale 18 marzo 93 non lo volle firmare? Non lo voglio firmare. Oh. È vero o non è vero che lei, quando l'8 novembre 91 fu sentito, o andò lei personalmente, dal pubblico ministero, il signor Pacciani era ancora in galera? Sì. Oh. Quindi lei viene sentito l'8 novembre 91 ed il Pacciani è in galera, viene sentito il 18 marzo 93 ed il Pacciani è in galera. È in galera. Giusto. Oh. Allora, si ricorda lei esattamente di quello che disse l'8 novembre 91 a proposito di questa idea del Pacciani che sparava, che cadevano come i sassi? Lui dice che cadevano, dovevano essere come dei buoi che cascavano. Poi. Ecco, lei disse esattamente questo. Io non gli chiesi maggiori particolari, né ebbi modo di vedere la pistola, quindi lei non ha mai visto questa pistola. Mai vista. Lei ha sentito questi discorsi del Pacciani? Fatti da Pacciani. Infatti, né gli chiesi che tipo di pistola era. No. Oh. Per la verità, io pensai che mi avesse raccontato una baggianata. Una vada. Oh. Lei allora pensò, quando viene a parlare con il pubblico ministero l'8 novembre 91, che il Pacciani avesse detto una bischerata, una baggianata. L'era un'ipotesi. No, lei ha detto La poteva essere vera o la per poteva la verità, essere... lei dice questo, per la verità io pensai che stavolta questo lo firma, va bene? Che mi avesse raccontato una baggianata. Questo all'epoca dei fatti. Però Perché? non pensa a una baggianata, tant'è che si presenta. Questo Perché penso, mi perdoni, No, io sto perché, domandando a lei, abbia pazienza, mi perdoni, perché le penso... domande le faccio io. Lasciamolo rispondere. No, è la domanda. No, la domanda Guardi, è già no, stata fatta. Per la verità, io le domando non mi questo. prenda di punta perché No, guardi, che la cosa c'ha mi un fa lei? soggetto e Si non immagini. mi va bene. Se la piglio di Questo punta tiene si di immagini che paura che ho io di lei. No, Per la ma verità, io non ho paura di lei e lei non è di me. Allora, per favore, per la verità, io pensai che mi avesse raccontato una baggianata. L'ha detto lei questo? Sì, Basta. se l'ha raccontato una Lei ha baggianata lo detto un'altra saprà cosa, Pacciani. non mi interessa, gli ho domandato se lei ha detto questo. Sì. Benissimo. Aggiungo che per quel che ho potuto conoscere io il Pacciani era un uomo molto attaccato alle figlioli in quanto Esatto. mi chiedeva spesso un Esatto. golfino o qualcosa per loro. Va Esatto. bene? Esatto. Conferma che sì. Del fatto che Pacciani mi aveva parlato di avere una pistola, non ne ho parlato mai con nessuno, ne ho mai sentito altre persone parlare di questa circostanza. L'ha detto lei questo? Guardi, glielo faccio. Esatto, sì, avvocato, ma mica lo nega lui. esatto. No, Non ho altre domande, grazie. posso andare io. No, aspetta. Non se ne va. Non è... No, una domanda sola. Quando ha conosciuto il Vanni lei, signor Nesi? Sono l'avvocato Fioravanti. Allora guardi avvocato, io sono nato il 19 luglio del 1942. Il Vanni l'ho conosciuto fin da ragazzo. Cioè, il Ecco, Vanni abitava a San Casciano, faceva e il quando ha postino. conosciuto il Pacciani? Gliel'ho detto prima, circa l'anno preciso non glielo posso dire, ma grosso modo 68-69, diciamo. Dove l'ha conosciuto? Gliel'ho detto prima, avvocato, l'ho conosciuto tramite Vanni, me l'ha portato lì, gliel'ho spiegato, io avevo... Ma l'ha conosciuto dove, ho detto io? A San Casciano? a San Casciano. Benissimo, mi basta questo. 1969, 68-69. 68-69. Mi basta questo. Signor Nesi, perché non volle firmare quel verbale? C'era un motivo specifico? Perché non voglio firmare quel verbale e mi rifò al discorso che ho fatto al dottor Canessa, non voglio firmare quel verbale perché io andai la prima volta alla Procura della Repubblica e poi? il dottor Canessa o non se lo ricorda o fa finta di non se lo ricordare. No. No, ma Va a me bene, mi, va bene. mi garantì, Va bene. mi garantì come prima ipotesi quello che gli dicevo io
quello che gli dicevo io. Facemmo un verbale, signor Nesi? Sì. Ah, ecco, no, così Va lei bene, lo va sottoscrisse. bene. Turbato e La seconda volta io gli ho firmato il verbale. Va bene, grazie. Scusi, no, Possiamo Presidente, scusi, l'ultima domanda è veramente importante. Io chiedo di, ovviamente per le contestazioni, di produrre verbali. Lei, signor Nesi, non so quando con il ricordo non è preciso, ma lei dice di aver, nel verbale di quando si presenta, dice di aver conosciuto a me, spontaneamente, dice, e io glielo contesto perché lei così può darsi che facendoci mente locale le viene in mente, dice all'epoca, dunque, meglio di così, lei dice ho conosciuto Pacciani, lei la prima cosa che fa dice quando abitava a Montefiridolfi, lei dice. Abitava sì in Fonda quindi Santa. lei al di là della data di quando l'ha conosciuto dice era un'epoca in cui abitava a Montefiridolfi. Ora noi sappiamo che abitava a Montefiridolfi in altra epoca rispetto a quello che no, è nel verbale, mi scusi, nel verbale lei dice, proseguiamo. io all'epoca sarà comunque passato 15 anni, cioè 15 anni fa rispetto al 91, se lei dal 91 lei aveva 15 anni e presto pare, dice eravamo comunque a metà degli anni 70, forse il 73-75, ora come può dire 68? Sì, guardi, io ho detto 68, cioè i fatti a cui gli ho elencato il verbale io risalgano a quegli anni. Cioè 73-75. Sì, ma io Pacciani l'avevo conosciuto prima. Ci vuole spiegare. L'aveva conosciuto prima, però a Montefiridolfi l'ha visto nel 73-75. No. Io credo Pacciani nel 68-69 fosse a Montefiridolfi. No, non è così, questo è un dato pacifico. Lei non è così. Come... No, come abitazione ovviamente. Noi abbiamo l'anagrafe, l'abbiamo già data alla Corte. Sì, però il test ci ha detto, è oggi che dice 68. Io gli contesto e chiedo sempre di depositare il verbale. Voglio lei fare ha detto, come data lei ha detto quando abitava a Montefiridolfi. Sì. Poi io le chiesi, ma in che epoca lei fece questa ricostruzione? Anni 70, 73, in questa ricostruzione io sono andato un po' con gli anni, con le macchine che avevo. Mi ricordo che quando conoscevo Pacciani, la prima volta che ho conosciuto Pacciani, dunque io avevo un Alfa, avevo una Volkswagen, e la Volkswagen io l'avevo negli anni 68. Quanto l'ha tenuta? L'ha tenuta un anno o 5 o 6 anni? È già fatto, no? L'epoca in cui io gli ho elencato i fatti che lei ha nei suoi verbali, la risale a un'epoca in cui io avevo un Alfa 2000 e mi ricordo bene che l'Alfa 2000 la comprai nel dicembre 1973. Che i fatti non ho altre domande. Non ho altre domande, grazie, questi sono i verbali. Altro, signori? Possiamo licenziare il test. Può andare, signor Nesi. Buonasera.